Buongiorno, sono Gianfranco Iorizzo, sono il responsabile del servizio di medicina prenatale nell'U6 Ogane a Padova. I- Siamo qui per fare il primo incontro tra i professionisti del percorso nascita e le nostre mamme. Mi sono chiesto in questi giorni, in epoca di corona, in questa epidemia che sembra voglia dare una svolta all'evoluzione della specie, se fosse giusto ho sbagliato a rispondere alle mamme che mi chiedono: posso in questa fase epidemica concepire un bambino? La mia risposta per tutte è stata: certo, devi proseguire e devi continuare la vita la famiglia così come è sempre stato. Perché l'obiettivo della famiglia, cioè la pianificazione familiare e la decisione di fare un figlio, deve essere indipendente da questo coronavirus. Perché? Perché noi affrontiamo la gravidanza in età sempre più avanzata e ogni singolo mese è un tempo che è perso, è un tempo che passa. Il coronavirus si sta trasmettendo nella popolazione generale allo stesso modo con cui si trasmette nella popolazione delle donne gravide, quindi non è che la gravida è più suscettibile a differenza dell'anziano, quindi può contagiarsi con il coronavirus con la stessa incidenza. Ma se la mamma è incinta e ha appena fatto il test di gravidanza e davvero si è convertita, cioè coronavirus positiva, mette a rischio il feto? Assolutamente no, perché quello che sappiamo ad oggi è che è un virus influenzale e come tutti i virus influenzali non abbiamo avuto mai problemi teratogeni, cioè non ha sviluppato patologia malformativa il feto a causa di un virus influenzale. L'unica epidemia che abbiamo avuto in passato, ma fu tutta diversa, dallo Zika, non so se vi ricordate, ma come Regione Veneto poi siamo intervenuti facendo un protocollo che è stato recepito anche a livello centrale. Con lo Zika effettivamente ci fu una patologia che venne subito evidenziata, cioè una patologia ai ventricoli cerebrali. Invece il corona, come gli altri virus dell'influenza, non dà effetto teratogeno. Perché continuo a sottolineare questa cosa? Perché noi dal 2010 consigliamo il vaccino per l'influenza a tutte le donne incinte, quindi sono 10 anni che stiamo facendo vaccini alle gravide anche nel primo trimestre, come da indicazioni del Ministero della Salute, e questo è una riprova che il virus influenzale non ha effetto teratogeno. Se tu mamma sei rimasta incinta in questo periodo e non hai sintomi, non hai bisogno di controllare il tuo stato respiratorio, fai normalmente i tuoi esami della gravidanza. Gli esami della gravidanza li trovate in internet. Se voi scrivete anche banalmente su Google esami gratuiti gravidanza, vi viene fuori quello che si chiama DPCM, che questo è un acronimo che adesso tutti conosciamo, che vuol dire Decreto di Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stato fatto il 12 gennaio 17, quindi scrivi 12.1.17, scrivi allegato B. Ti comparirà un PDF, puoi anche aggiungere PDF nel motore di ricerca. Questo PDF nell'allegato 10B ci sono gli esami che devi fare. Puoi contattare il tuo medico di famiglia che ti manderà la dematerializzata dicendo: mi servono gli esami del primo trimestre, oppure puoi contattare il ginecologo del consultorio familiare, dell'ambulatorio distrettuale o divisionale. Gli esami ti possono essere inviati con la ricetta dematerializzata, saranno il gruppo sanguigno, vedere il tuo assetto, la B0, l'RH, se sei RH positiva, RH negativa, la toxoplasmosi, perché ha un'incidenza maggiore la toxoplasmosi del corona, perché la maggior parte della popolazione è toxorecettiva, che è questo protozoo che si trova nelle verdure lavate male, negli insaccati, nelle feci del gatto. Poi controlla il tuo assetto per la rosolia, ma ad oggi ci sono ancora le generazioni vaccinate dalla rosolia. Tra un po' arriveremo ad affrontare gravidanze in donne non vaccinate da rosolia. Poi farai il tuo test di CUMS indiretto, che è per la compatibilità degli anticorpi sul gruppo sanguigno, il VDRL, l'HIV, l'esame urine e l'urinocoltura. È stato introdotto l'urinocoltura perché sembra che se tu hai infiammazioni della vescica subcliniche, cioè che ti dà un po' fastidio ma non hai eccessivamente dolore alla minzione, si possono sviluppare delle infezioni croniche o anche acute che possono infettare il rene e possono provocare il parto pretermine. Quindi tu ti comporti, se sei rimasta incinta oggi, comportati allo stesso modo come hanno sempre fatto le mamme, anche prima del 1925, anno in cui il Servizio Sanitario Nazionale inizia ad offrire gratuitamente in Italia, a differenza di tutte le altre nazioni,
il modello di assistenza gratuito alle mamme con l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Quindi siamo a 95 anni dopo e noi offriamo sempre questo servizio gratuito. Se invece hai timori, puoi venire da noi nei nostri servizi. Cosa abbiamo di aperto? Abbiamo aperto sempre tutto perché Padova è divisa in 3 macro aree, nord, centro e sud, o in 5 distretti. Nel distretto 1, 2, 3 ti puoi rivolgere partendo dal consultorio al consultorio familiare di Temanza, Cadoneghe, Urbano, Selvazzano. A Piove di Sacco trovi l'ambulatorio divisionale aperto, in via Scrovegna a Padova trovi l'ambulatorio distrettuale aperto, in via Temanza trovi l'ambulatorio distrettuale aperto, ai Colli trovi l'ambulatorio distrettuale aperto. Quindi come vedete l'offerta per le nostre 7.000 mamme padovane c'è. Se invece sei al nord, tutti e 4 i consultori sono aperti, Cittadella, Campo San Piero, Piazzola sul Brenta e Vigonza. E tieni presente che gli ambulatori divisionali, che si intende per divisionale un ambulatorio situato all'interno dell'ospedale, sono aperti, quindi Cittadella, Campo San Piero, Piove è tutto aperto. Per la parte sud abbiamo aperto il consultorio familiare di Monselice Este, c'è una progettazione che vedrai adesso da domani in poi sulla assistenza capillare, perché sono state messe a Montagnana, a Conselve, i ginecologi e pediatri per l'assistenza alle mamme di Padova Sud, e al fine di garantire il percorso nascita a tutta la popolazione padovana. I servizi di ecografie sono tutti aperti, cioè tutti i centri di ecografia che tu conoscevi prima della USL 6 Euganea, quindi Padova città e provincia, sono completamente normali, cioè garantiamo lo stesso tipo di attività. Chiediamo semplicemente di venire possibilmente da sole e noi, se non c'è la mascherina chirurgica, cerchiamo di dotarla noi e facciamo indossare i guanti alla mamma per diminuire i rischi di contagio nei nostri ambulatori. Disinfettiamo appena finito l'esame e all'inizio di un altro esame, anche le sonde sono disinfettate, quindi abbiamo questo momento di sanificazione dell'ambulatorio e poi rientra il paziente successivo da solo perché noi dobbiamo rispettare in gravidanza. Che cosa devi fare? Rispetta le regole normali, quelle che senti in continuazione su tutti i social, su tutti i giornali. Lavati spesso le mani, se starnutisci usa la piega del gomito, se usi un fazzolettino prendi e buttalo, non stare più vicino a 1 metro. Se poi tu hai una mascherina chirurgica, quella che per chirurgica si tende a 3 veli, cioè c'è la mascherina normale, quella che la compri un po' ovunque, che non ha il timbro CE e quindi non avrebbe l'approvazione per essere usata per i professionisti sanitari. La mascherina chirurgica è quella che viene consigliata ai professionisti sanitari. La chirurgica devi utilizzarla quando vai fuori, se sei a casa tua puoi anche rimanere senza la mascherina chirurgica. Il servizio quindi ti suggerisce le solite disposizioni che ci sono per le altre mamme, cioè come se tu fossi normalmente incinta. Vedo che c'è qualche domanda, disarticolo un attimo il mio discorso. Dalla parte del primo trimestre mi chiede, ma se il papà e la mamma non sono positivi, il padre può assistere solo al parto? Allora, adesso ci siamo riuniti grazie a Regione Veneto, con il collegio dei primari e si è deciso di fare un percorso perché se tu entri in travaglio di parto e hai tuo marito con te, è assolutamente giusto, corretto che il padre assista al parto. Però il padre, essendo una persona che entra in un setting organizzativo che si chiama ospedale, va triagiato perché non può essere un elemento di contagio per te, per le altre mamme, per il reparto e per i professionisti che lavorano. Quindi si è deciso di triagiare questo papà che entra. Se il papà ha avuto negli ultimi 14 giorni febbricola, è stato a contatto con pazienti Covid positivi, o se ha febbre quando entri te, quindi lui verrà triagiato anche con la febbre, purtroppo non potrà entrare perché alcuni ospedali proporremo anche il tampone rapido a questi padri che arriva dopo 2 ore in modo da sapere lo stato
di salute, ma in questo momento di emergenza questo tipo di categoria di nicchia, perché è difficile essere così sfortunati che il tuo compagno abbia febbre, abbia incontrato un Covid positivo, siamo chiusi a casa da talmente tanto tempo, quindi io non credo che tu possa essere davvero, avere un partner che è positivo o contagiante. Però è giusto triaggiare il padre e quindi nel caso in cui il papà non abbia febbre, non abbia avuto contatto con Covid, non sia stato in zone particolarmente ad alto rischio come la zona di Bergamo e che quindi venga triaggiato, lui può entrare nella sala parto e questo è corretto. Abbiamo una serie di, non solo in questa USA ma in tutte le USA, una serie di segnalazioni e grazie a queste segnalazioni che ci fate voi riusciamo a migliorare i servizi e quindi il papà non sospetto entra triagiato, entri in sala parto, cioè tu arrivi, tu intanto entri in sala parto e Travaglio verrai ricoverata, nel frattempo tuo marito rimane giù in pronto soccorso generale, fa il triage, se viene definito a basso rischio, lui prende e può salire. Come salirà tuo marito? Lui deve mettersi il cappellino, gli occhiali per tutti i dispositivi, la mascherina chirurgica che non protegge tuo marito ma protegge gli altri dal partner, come tutte le chirurgiche, si metterà il suo camice monouso, i guanti e i gambali. Così lui è vestito esattamente come un sanitario e non diventa fonte di contagio, perché dovete capire che noi dobbiamo ridurre gli assembramenti e i contagi, ma mi sembra una cosa normalissima avere il proprio compagno in sala parto, anzi è un diritto anche nel momento dell'emergenza. Ci sono stati dei momenti in cui ci sono talmente un affollamento in sala parto che spero che possiate capire che alle volte i volumi di attività sono talmente elevati che non si riesce anche per motivi di metratura a far entrare più di una persona, perché se dobbiamo avere questo famoso metro di distanza, se voi mettete un metro davanti, un metro di lato, un metro dietro, fa 9 metri quadrati, no? Cioè voi dovete avere almeno questi 9 metri e si fa fatica a garantirli, però ben bardato il professionista può entrare. Poi vedo un'altra domanda che mi chiedono per i corsi preparto. I corsi preparto, che sono i corsi di accompagnamento alla nascita, vengono anche questi garantiti. Se voi guardate il post, lì sotto c'è un link, cliccate su quel link e vi potete iscrivere. Ci sono i corsi online, noi partiamo con questi corsi online, voi vi iscrivete e se avete deciso, per quanto riguarda la nostra USL, di partorire in uno dei nostri punti nascita, vi iscrivete e potete seguire in diretta online già da questo fine settimana i corsi con le ostetriche e i vari professionisti, cioè vi fanno il corso di accompagnamento alla nascita con tutte le sedute, vi spiegheranno il travaglio parto, la fase espulsiva, il puerperio, l'accudimento del neonato, l'allattamento al seno. Quindi siamo riusciti, grazie al direttore generale, al dottor Scibetta, all'ufficio stampa e alle mie coordinatrici ostetriche, a strutturare questo corso di accompagnamento alla nascita online. Dovete usare Google Meet, che è questa cosa che vi appare nella mail di Google. Se andate in alto a destra c'è questa icona con 9 quadratini, voi cliccate lì e vi collegate con Google Meet e iniziate a fare il primo corso, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saranno 8 incontri che noi dobbiamo garantire. Una domanda frequente è quella della peridurale, tanto per essere, parlando di corso di accompagnamento alla nascita, siccome noi abbiamo deciso a livello ministeriale di fare un consenso per la peridurale antepartum, cioè in modo anticipato rispetto al parto, perché sia un consenso non condizionato dal dolore del travaglio di parto. In questo momento di emergenza gli anestesisti vi faranno comunque la peridurale anche se non avete il consenso, cioè se voi richiederete la peridurale all'ingresso vi verrà fatto. Questo vale per tutti gli ospedali di Padova e provincia, quindi questa è una cosa molto importante che dovete sapere. Però abbiamo organizzato con gli anestesisti della USL per Cittadella e Campo San Piero che vi faranno anche loro entrano nei corsi di accompagnamento alla nascita o in queste dirette online e il consenso vi può anche essere spedito. Comunque, anche se non fate questo corso online, tenete presente che la peridurale va assolutamente garantita, anzi è indicata. Poi mi chiedono cosa fare se entro in travaglio, quale ospedale devo scegliere. Tu devi scegliere, se entri in travaglio, uno dei nostri ospedali italiani. Abbiamo 412 unità operative complesse di ostetricia e ginecologia in Italia, basta che sia dotato di terapia intensiva dell'adulto. Perché?
Perché anche se tu mamma ti infetti nello stesso modo della popolazione generale, in realtà puoi sviluppare patologie delle vie aeree profonde in modo molto severo. Questo come mai? Perché l'utero quando raggiunge, tu fai la morfologica, sei al quinto mese, l'utero è la tua ombelicale trasversa. Questo utero qui occupa uno spazio che prima era occupato dall'intestino. L'intestino ti sale su, comprime il diaframma e la tua espansione polmonare si riduce. Riducendo l'espansione polmonare, questo è un fattore di aggravamento delle patologie delle vie respiratorie. E in più c'è un altro problema, che tu per accettare il tuo bambino è una specie di trapianto perché non riconosci gli antigeni di tuo marito. Allora, non riconoscendo gli antigeni di tuo marito, le tue difese immunitarie si abbassano di molto perché tu accetti il tuo bambino che è per metà il tuo partner. Diminuendo le difese immunitarie, queste infezioni qui, anche se la prendi con la stessa incidenza, possono diventare più gravi. Allora, se si dovesse davvero aggravare, cioè tu hai febbre alta e stai entrando in travaglio di parto, tu devi rivolgerti a un ospedale con la terapia intensiva per l'adulto, perché è inimmaginabile poter gestire una mamma in Italia senza avere accanto a terapia intensiva per adulto. Devo partorire in un punto nascita con terapia intensiva neonatale? No. Tu partorisci dove c'è la terapia intensiva per adulto, poi se i tuoi fattori di rischio vengono valutati dal professionista come alto rischio, che possono essere fattori di rischio sia ostetrici che respiratori, allora verrai trasferita dal nostro servizio sanitario regionale nel punto nascita di riferimento. Si chiama STAM questo sistema, cioè un trasporto materno assistito, e verrà con te anche tuo marito. In caso di parto pretermine, da quale settimana si può accedere? Allora, negli ospedali senza terapia intensiva neonatale si può accedere sopra la 37esima settimana, non è cambiato niente, 34esima settimana, scusate. Da 34 in su non è cambiato nulla, quindi dalla 34esima settimana voi potete accedere in tutti i punti nascita della regione. Se siete sotto la 34esima settimana, potete accedere lo stesso al vostro punto nascita più vicino, non abbiate paura. Voi andate lì, siete a 32, state davvero travagliando, verrete trasferite se c'è il tempo, nel punto nascita di riferimento con la terapia intensiva neonatale. Se invece sarà un parto precipitoso, partorite in sicurezza nel punto nascita più vicino e verrà trasferito il neonato con sistema regionale che si chiama STEN, che in questa regione funziona benissimo. Noi cerchiamo di aumentare gli STAM, cioè di trasferire il bambino già in utero, piuttosto che trasferire il neonato. Per quanto riguarda il parto in mamma affetta da coronavirus, tenete presente che se voi siete positiva, avete febbricola, potete partorire lo stesso a seconda delle condizioni vostre, materne e fetali. Non dovete fare il taglio cesareo, farete il parto spontaneo, però se le condizioni fetali fossero gravi o le condizioni materne dovessero peggiorare, vi faranno il taglio cesareo, ma quello vi viene fatto anche per una polmonite batterica, non solo per il coronavirus, cioè discriminare i vostri fattori di rischio sarà, le sale parto sono abituate a questa alta intensità di cura e sarà indipendente dal fatto che abbiate o non abbiate il corona, voi verrete gestite nel massimo della sicurezza. È ovvio che il timing del parto fa paura, perché uno dice ma sono a 37 settimane, un po' di febbricola, è meglio che partorisca prima che partorisca dopo. No, non va anticipato il parto, tu devi essere trattata e se sei in gravidanza prima del parto c'è un'indagine che molte mamme hanno paura, che si chiama TAC, la TAC toracica, per stabilire il grado di infezione respiratoria. Se deve essere sottoposta a TAC, che ci sono i raggi, tu verrai schermata sotto e il beneficio che avrà la TAC sulla tua diagnosi precoce per la polmonite sarà imbattibile rispetto agli effetti che teoricamente la TAC potrebbe avere sul feto. Più è grande il bambino, meno effetto c'è, perché voi dovete temere queste indagini di diagnostica per immagini solo quando il bambino è 2-3 mm. Più è grande il bambino, non abbiate paura e sottoponetevi alla vostra TAC. Poi ci sono alcune modalità di parto nel caso che uno sia coronavirus positivo che saranno interprete tipo il parto in acqua. Purtroppo il travaglio in acqua, siccome passa nelle feci, non sarà possibile. È già stato isolato nelle secrezioni vaginali, ma sembra che non abbia questo potere di passare attraverso queste secrezioni vaginali, e ad oggi è dimostrato che per ora non ci sono studi che evidenziano il passaggio transplacentare, quindi se tu sei infetta il corona non passa la barriera della placenta, però hanno già trovato dei bambini con degli anticorpi. Come mai? Perché gli anticorpi passano, quindi può darsi che siano i tuoi anticorpi
che siano passati al bambino. Questo assetto che si chiama sierologia, poi lo scopriremo fra 2 o 3 anni qual sarà stato il vero meccanismo. Comunque tieni presente che questo noi ce l'aspettiamo, che gli anticorpi passino, perché la placenta non è un muro di cemento armato, ma riesce a far passare alcune tipo di strutture. Alla mamma che travaglia verrà messa la sua mascherina chirurgica, potrà avere tutte le posizioni che vuole, e la peridurale, tutte le garanzie. Dall'altra parte le ostetriche invece saranno più protette con l'FFP3 perché il parto è un evento che produce aerosol. Anche questo è contestato in letteratura, produce o non produce aerosol, ma non possiamo immaginare di contagiare quelle 6-7 persone che assistono al parto di una mamma corona positivo. Poi nel latte c'è questa grossa discussione sull'allattamento. Nel latte materno non passa, il coronavirus non è stato isolato neanche con le analisi genomiche, quindi uno può allattare al seno senza avere problemi. Se sono con febbricola o sospetta, usatela e sto bene. Usate le vostre precauzioni, lavatevi le mani, mettete la mascherina chirurgica, disinfettate la pelle, però l'allattamento al seno è possibile. In questo, nella primissima fase molti neonati sono stati separati, anche in Cina sono stati completamente separati, però va coinvolta bene con un consenso la mamma, va ben spiegato i rischi e i benefici dell'allattamento, perché i benefici dell'allattamento sono insuperabili. Poi se non fosse possibile, non fatene una battaglia, cioè se il medico vi dice guarda non è possibile, vi spremete il vostro latte, le prime 2 settimane non succederà niente. Quindi l'allattamento, poi quando andrete a casa, dopo i 14 giorni, quando vi sarete negativizzate, poi ve lo potete proseguire. Questo causa un grosso disagio alla mamma, un disagio psicologico che colpisce tutti, anche noi papà, perché non poter allattare è anche molto più scocciante. Prendi la tettarella, disinfetta, prendi tutte queste cose qui, metti nel microonde. Il fatto di dover passare poi a un altro tipo di latte, se avete un disagio psicologico, anche se scaricate la nostra app Sei Mamma Euganea, c'è un test che chiede vi identifica con un punteggio. Se avete bisogno potete contattarci, perché i servizi per il disagio psicologico, come previsti dai livelli essenziali di assistenza, sono tutti garantiti anche oggi dalla nostra US 6 Euganea. E quindi tutti i disagi, e non vergognatevi ad ammetterlo, perché il disagio psicologico prende una mamma su 4, ma alle volte anche 2 su 4, cioè perché il parto non è più come una volta che partorivamo, avevamo 7 fratelli, i 2 genitori vivi, i nonni, i bisnonni, andavamo a casa e ci aiutavamo. Adesso noi partoriamo e siamo messi in quarantena in un appartamento da 42 metri quadrati, solo con questo bambino che piange dalla mattina alla sera, non sappiamo come fare. Quindi voi non vergognatevi a dire se siete a disagio, sembra che sia una brutta parola. Voi prendeteci, chiamate, i numeri li trovate sull'app Sei Mamma Euganea. Per il corso accompagnamento alla nascita, se siete iscritte prima, vi chiederei comunque, le agende noi le abbiamo, e quindi carichiamo noi, con il professionista vi contatterà, l'ostetrica vi contatterà e vi iscrive al corso. Cioè da adesso tutte le iscrizioni devono passare online, quindi vedo questa mamma che mi chiede dovrebbe iniziare i primi di maggio, mi sono già iscritta, lei rimane regolarmente iscritta, verrà contattata da quella sede per fare questa modulistica che parte da oggi, che così il suo appuntamento è lo stesso, solo che diventa online, e conoscerà le ostetriche di Campo San Piero, perché lo faremo per distretto. Quindi nell'area dove partorirà, quelle che ha già conosciuto saranno quelle che le faranno anche il corso online. Per quanto riguarda il partner invece positivo, vi dico questa ultima cosa, se non ci sono altre domande, che se il vostro marito è coronavirus positivo è inimmaginabile portarlo dentro in ospedale. Ci dispiace perché tutti noi abbiamo avuto dei figli, e quindi il partner positivo deve rispettare l'isolamento. Ad oggi vengono molte domande su questo partner, e con Regione Veneto oggi, e grazie anche a chi ci dirige questa task force di Regione Veneto e anche al Presidente, che è molto sensibile, abbiamo deciso di omogenizzare l'accesso del partner, perché a meno che non ci siano questioni di grosso afflusso nelle sale parto e quindi ci sia troppo caos,
il papà potrà assistere. Viviamo tutti in emergenza, abbiamo una conoscenza molto limitata delle cose e quindi continuiamo a fare delle correzioni su questo coronavirus, che ovviamente ha blindato tutto d'un tratto. Vedete, tutte queste misure restrittive sono ricadute purtroppo anche sull'evento parto, ed è una storia apocalittica, che io quando ero piccolo i miei genitori mi raccontavano della guerra, i miei nonni mi raccontavano della prima guerra mondiale. Adesso noi sapremo, le mie figlie e le mie 3 ragazze poi raccontano di questa guerra con questo nemico pazzesco. Qualcuno mi chiede di programmazione per i punti nascita, ma la programmazione dei punti nascita è stabilita dalla regione, e Regione Veneto ha deciso per Padova e provincia: non facciamo noi professionisti la programmazione, che siano aperti in questo momento di crisi i punti nascita di Padova, Campo San Piero e Cittadella, e che Schiavonia sia un ospedale Covid. Però insomma le dichiarazioni del Presidente di ieri avete sentite, però ad oggi è questa la situazione. Vedo un attimo un'altra domanda, come faccio a scorrere giù? Come si scorrono? Abano Terme, se rientra tra gli ospedali. Ah, sì, perché Abano è una struttura convenzionata, privata accreditata, e rientra, è a parte. Come ULS 6 abbiamo Cittadella e Campo San Piero, giù c'è ancora Abano Terme, certo che c'è. Controllate i vostri fattori di rischio con i medici di Abano Terme, perché ovviamente se siete a rischio il setting organizzativo di Abano Terme è probabilmente preferibile Padova città piuttosto che un ospedale di intensità di cure ridotto. Però Abano Terme è un ottimo ospedale, quindi dovete stratificarvi per fattori di rischio. Se il vostro fattore di rischio è basso, fate come prima, potete partorire dove volete. Alle partorienti fanno un test veloce o tampone, partirò la prossima settimana. Sì, è quello che sta succedendo, che anche a Padova non stanno facendo a tappeto i tamponi alle mamme. Come indicazioni ministeriali uno dovrebbe avere dei fattori di rischio, però posso capire questa scelta di tutti i professionisti. All'incontro con 34 primari di Regione Veneto dell'altro ieri, in realtà stanno facendo o il tampone rapido o il nasofaringeo a tutte le mamme, perché penso che se non tuteliamo questo tipo di categoria di pazienti, chi volete che tuteliamo? Le mamme sono quelle che in assoluto vanno tutelate, i nostri genitori anziani vanno tutelati, ma è l'evoluzione della specie, è il futuro che va tutelato prima di tutti. Quindi anche se non perfettamente coerenti con le linee guida della OMS, penso che, ma coerenti con le linee della nostra regione, perché la nostra regione ha deciso di fare i tamponi a tutti, trovo assolutamente corretto fare il tampone alla mamma all'accesso, perché questo dà una tranquillità, una serenità alla mamma anche per il periodo dopo l'allattamento. Torna a casa, sono stato in ospedale, ho preso il Covid, non l'ho preso, e quindi poi se il Covid è negativo poi viene ripetuto il tampone di controllo. Per aprire la cartella si chiama il reparto. Sì, si chiama il reparto, gli ambulatori di gravidanza a termine sono aperti, gli ambulatori di cardiotocografia sono aperti, e quindi voi potete chiamare il vostro punto nascita e aprire la cartella. Allora, io partirò a fine estate, secondo me riesco a recarmi di persona a Campo San Piero. Sì, penso che questo tipo di emergenza per fine estate sarà finita. Cioè la curva, c'è il crash della curva che è l'inversione guariti positivi. Dopo ci sarà un plateau molto lungo, e quindi penso che tutti noi dovremo cambiare le nostre abitudini, ma è come la SARS o l'H1N1, la suina, che magari voi non ricordate, ma io sì, perché ricordo il ministro quando fece comprare 30 milioni di vaccini per l'H1N1 e poi scomparve del tutto da sola. Cioè fu un'epidemia che si autocontrollò, per fortuna. Il problema della SARS o di questo è che non è che non c'è più la SARS c'è ancora, questa si chiama infatti SARS-CoV-2, perché la seconda SARS, cioè l'infezione delle vie respiratorie, però diventerà con un'incidenza molto più bassa. Adesso noi non possiamo vivere con il terrore, continuiamo a fare la nostra vita. Quando si riaprirà, penso che fino a fine maggio la situazione di emergenza per i punti nascita verrà considerata tale. E mi chiedono ancora di Schiavonia e Covid, e credo che faccio programmazione per il Ministero per il materno infantile da 10 anni. Credo che questa scelta del Presidente di identificare strutture nuove
realizzare ospedali Covid sia assolutamente coerente e perfetta, perché bisogna prendere delle strutture nuove. Io non posso immaginare adesso nell'ospedale di Ponte di San Nicolò e mettere su un ospedale e fare il Covid. Senti, io ho bisogno di una struttura nuova con tubi, con tutto, tutti i gas allacciati e aumentare tutto un tratto di centinaia di posti letto. Quella è una scelta assolutamente lungimirante. Poi per la sala parto decideranno piano piano, perché prima bisogna contenere l'epidemia, ma sicuramente tra le prime che deve riaprire è quella di Schiavonia, perché ha tutti i requisiti. Allora, se partorisco a San Bonifacio, se partorisci a San Bonifacio puoi anche fare il corso con noi, perché i corsi sono più o meno simili. Se la USL Scaligera ha organizzato un corso online, fallo con loro. Il corso è un corso aperto, che tu puoi partorire a Lecce, puoi partorire a Venezia, puoi essere al Lido, prendere la lancia ambulanza, arrivare a Venezia. Il corso complemento alla nascita quello è, quindi lo puoi seguire da noi, lo puoi seguire da loro, le regole più o meno di accesso sono le stesse. Sarà possibile comunque fare il parto di prova dopo un progresso taglio cesareo? Sì, è possibile fare il VBAC, il parto di prova dopo un progresso taglio cesareo. Ovviamente anche questo necessita di un setting organizzativo tale che la paziente, se deve essere cesarizzata in emergenza, parlo di Regione Veneto, anche di US 6, devono avere la garanzia che ci siano tutti i professionisti, che ci sia il ginecologo H24, l'ostetica H24, l'anestesista e il pediatra / neonatologo per le complicanze. Sì, ma non abbiate paura, già abbiamo 55.000 mamme che ogni anno in Italia rimangono incinta con una cicatrice da taglio cesareo. Queste 55.000 mamme, vi chiedo a tutte 55.000 di tentare il parto di prova, perché la maggior parte delle volte abbiamo un successo di quasi 75% di successo. Sono molto più vicino a Padova rispetto a Milano, posso aprire la cartella a Padova? Sì, non è residente. Cioè voi potete partorire dove volete, non dovete essere residenti a Campo San Piero per partorire a Campo San Piero. Se siete residenti a Milano e volete partorire a Feltre, potete partorire dove volete. Il nostro servizio sanitario regionale vi accoglierà indipendentemente da dove siete residenti, ovviamente. Non abbiate questo timore. Per i consensi capiella peridurale vale un po' per tutta la regione. Se avete altre domande voi le lasciate su questo post e cercherò di rispondervi direttamente. Domani ci sarà un altro appuntamento con la pediatra per l'allattamento al seno e l'accudimento del neonato con la dottoressa Carlini, il primario di Schiavonia, e sempre alle 2:30, sempre in diretta Facebook con la pagina del nostro portale. E questo sarà una puntata 15:30, scusate, domani alle 15:30 mi avviserà Chiara che sarà presente la Carlini, la dottoressa Carlini. E giovedì ci saranno i 2 primari di ostetricia di Campo San Piero e di Cittadella, e venerdì faremo un appuntamento sul disagio psicologico. Lì vi aspetterei proprio tutte, perché questo è un argomento che abbiamo tutti difficoltà a parlare, magari voi l'ascoltate e potete fare le vostre domande liberamente. Spero di esservi stato utile, ringrazio ancora di questa opportunità l'USL, la direzione strategica e l'ufficio stampa per tutto questo lavoro, e ogni giorno ci troverete online. Grazie.